Settimo giorno di protesta oggi dinanzi allo stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. I lavoratori continuano ancora a rallentare comunque di poco il traffico qui sulla SS 115, ma soprattutto stamattina sono venute fuori delle storie che interessano ogni singolo lavoratore di questa grande industria che ha deciso di chiudere i battenti a Porto Empedocle entro settembre. Addirittura c'è una storia che ha dell'incredibile. Uno dei lavoratori è stato assunto il 2 maggio dall'Italcementi, ha fatto un mese di lavoro a Bergamo, poi la scorsa settimana, venerdì scorso, è stato trasferito dalla stessa Italcementi qui alla fabbrica di Porto Empedocle e dopo 2 ore che aveva preso servizio si è visto la lettera di licenziamento anche lui. Oggi è arrivato addirittura il segretario nazionale dell'UGL Centrella. Beh, io credo che è arrivato il momento che, specialmente nel sud dell'Italia, il sindacato faccia il proprio dovere. Bisogna fare i fatti, bisogna risolvere il problema dei lavoratori, che ormai ne sono diventati tanti, e da operaio metalmeccanico che facevo battaglie come la stanno facendo loro oggi per difendere il proprio posto di lavoro, ritengo che sarebbe il caso che tutti iniziassero da questa vertenza per far capire che ormai non ci si può più scherzare. Le aziende pensano che licenziare e mettere sulla strada 170-180 lavoratori è come nulla, sono 170 famiglie che amplificate per l'indotto poi ne diventano tante. Però l'Italcementi sembra aver chiuso definitivamente le porte. Beh, c'è bisogno di far capire alla Italcementi che non può pensare dalla sera alla mattina di chiudere le porte di uno stabilimento. C'è bisogno che tutte le istituzioni, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico, che ha già convocato i sindacati e la Italcementi per la soluzione del lavoro, capisca che non può chiudere assolutamente questo stabilimento dalla sera alla mattina.